porta in scena Il Mediterraneo in barca, tratto dal libro di Georges Simenon, una produzione teatro pubblico ligure per la regia di Sergio Maifredi, che sarà allestita in una location particolare, il Museo Archeologico di Chiavari. Appuntamento alle 11, con Fabio Battistelli al clarinetto, Riviera Lanzeri al violoncello e Clarisse Binet al violino. Lo spettacolo sarà preceduto dalla lezione di greco antico per tutti, Il greco in tasca, con Stella Tramontana. A Palazzo Doria Tursi, Paolo Giordano presenta Fare i conti con il mondo. Attingendo dai suoi reportage dall'Ucraina a Israele, dal Mediterraneo alla Groenlandia, Giordano offre il racconto di viaggi dentro realtà complesse, in dialogo con Marco Castelnuovo del Corriere della Sera. Appuntamento alle 18. Alla scoperta della storia della cattedrale di Chiavari e del suo pronao. Alle 18 alla Sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari, Osvaldo Garbarino e Giorgio Getto Viarengo racconteranno la cronaca dei passaggi formali che hanno portato al progetto e alla costruzione del colonnato della cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. L'incontro è organizzato dalla Società Economica in collaborazione con il Museo Diocesano di Chiavari e con la cattedrale. Ultima lezione del corso di cucina organizzato dal Centro di Cultura La Torre di Leivi nell'area ludico-sportiva di San Bartolomeo. Daniela Borra spiegherà i segreti della torta di riso. Appuntamento alle 18. Kayak sotto le stelle, sport e spettacolo a Sestri Levante nella suggestiva Baia del Silenzio. L'inizio alle 21:30 è un evento organizzato dall'Associazione Sportiva Stai Fuori e dal Shockwave Sports. Fino all'8 luglio dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 22 al piano terra del Palazzo Comunale di Sestri Levante, Roberto Altman propone in mostra una selezione dei suoi dipinti dedicati alle metamorfosi del corpo umano. L'artista sarà sempre presente in sala negli orari di apertura. Il valore del vero è il titolo della mostra delle opere di Michele Clerico, Luisa Gonnella e Stefania Sammarchi, allestita nella Galleria Grasso della Società Economica di Chiavari fino al 5 luglio. Orari di apertura al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 18:30 e da venerdì a domenica anche dalle 10 alle 12:30.